Arrivano nella capitale i nuovi bidoni per la raccolta del vetro, le campane diventano uova giganti. Ama ne ha posizionati 36 e, se la sperimentazione avrà successo, estenderà la novità ad altre zone della città. Sono accessibili ai disabili grazie all'apertura laterale più bassa. Facciamo tutti la raccolta differenziata, ricicliamo tutti i materiali, ricicliamo il vetro. È partito il piano di potenziamento della raccolta differenziata del vetro con l'installazione di nuove campane e la sostituzione di quelle vecchie. Pensate, a Roma ce ne sono 1300 e molte sono vecchie, in pessime condizioni. Noi ne mettiamo 250 nuove, portando a 1550 il numero complessivo, e introduciamo il servizio di manutenzione permanente, sostituendo e eliminando tutte quelle vecchie in cattive condizioni. L'obiettivo è avere una campana ogni 300 abitanti e aumentare la quantità di riciclo del vetro da 27 kg a 36 kg ad abitante. È un obiettivo impegnativo ma importante, serve a raggiungere un livello più alto di raccolta differenziata e di riciclo, ed è molto importante riciclare tutti i materiali a partire dal vetro per ridurre il residuo indifferenziato. Tra le nuove campane che stiamo installando ci sono 36 di questo tipo, è un prototipo sperimentale, le abbiamo ottenute gratuitamente, le stiamo sperimentando, dove è utile la dimensione più contenuta. Hanno anche delle caratteristiche particolari che le rendono più agevoli anche per le persone con disabilità o gli anziani, che possono utilizzare anche quest'altra entrata. Se la sperimentazione avrà successo, questo tipo di campane si aggiungerà alle 250 nuove che stiamo realizzando.